E dicevamo eccellenze in questo Provine e siamo all'interno del Consorzio Vini Venezia. Salutiamo il neo direttore, tra poco saremo da lei. Intanto andiamo da Passador, direttore generale Gruppo Vivo. Gioco di parole di questo Gruppo Vivo è ricco di vitalità, no? Che poi fa rima con qualità. Sì, il Gruppo Vivo è un gruppo importante, abbiamo pigiato poco meno di 800.000 quintali di uve ottenute dai nostri 2.000 produttori viticoli, vinifichiamo in 7 unità operative, stiamo spingendo molto attraverso una razionalità della gestione e attraverso l'obiettivo di andare verso una qualità constatata. Intanto vediamo nelle immagini queste bottiglie che ci raccontano la storia qualitativa di questo territorio, un territorio a cui bisogna voler bene a questo Consorzio Vini Venezia, è così? Certo che sì, noi siamo associati a questo consorzio da sempre, siamo tra i soci maggiormente rappresentativi, è un consorzio che va sostenuto perché è un consorzio che opera nell'interesse di questo territorio e di chi vive in questo territorio. E qui a fianco abbiamo appunto il neo direttore, intanto ben arrivato, grazie ovviamente di dedicarci tempo a Cronache Trevigiane, un consorzio davvero ricco con un paniere di vini importantissimo. Ricco sì, anche di diversi associati, contiamo circa 2000 associati tra soci diretti e indiretti, un consorzio che ha 47 tipologie di vino differenti all'interno delle 5 denominazioni che sono all'interno in sostanza: 2 di OCG, il Malanotte, il Lison o Lison classico e le altre 3 denominazioni, 3 DOC appartenenti al consorzio, ovvero la DOC Lison Pramaggiore, la DOC Piave e infine la DOC Venezia. Direttore, in conclusione? Sì, tenete presente che questa area è una delle aree più importanti a livello nazionale nel distretto del biologico, da sempre un territorio attenzionato agli aspetti ambientali e di tutela della salute dei consumatori. E quindi siamo tornati al concetto di sostenibilità, appuntamento con entrambi al Vinitaly tra qualche giorno e continueremo ovviamente a raccontarvi questi immensi vini, questi immensi territori. Voltiamo pagina, rimaniamo alla Provine.